mano che abbiamo venduto un'ostrica. Neanche 20 schei de cavo. Adesso cosa sei che ne faccio dei quei 40 metri di fibra ottica che mi ha dato lo metto. 40 metri, anche amico 40 metri. Anche a me? 4, 8, 12, a 120 metri de cavo. So che brava, ti sei sempre stata più svelta coi tabini. Sì, brava, ma adesso cosa famo con 40 metri di cavo tutti? Sei un problema, ciò. Ma non è un problema, è una opportunità Ah sì, e per cosa? per fare il business. Il bis? E il business? E il business di cosa? Di quello che vogliamo basta farsi venire un'idea geniale. Ad esempio, mi viene in mente, perché sti 120 metri noi semeniamo poi campi e dopo andiamo a venderli al mercato rivisto? Ma se non che ne avevamo venduto neanche una tanta cosa, sito trio dire, piuttosto a podarissimo fare dei stropei per l'orto per ligare piante dei pomodori. E dopo, visto che abbiamo anche a festa qua in luglio, la sì che femo il business. Con tutti i selgari che sei vendano altri a torre a fibra per ligare i pomodori. Piuttosto, ora mi cosa che ho fatto qua a fibra, ha goffiato un gioiello. Collana, pomodori e fibra. Oh, che bello! Madonna, oh, proprio chic. A podarissimo fare un'industria. Però, questa industria, dovremmo pensare a un slogan? Ugo, tira più un cavo di fibra. Beh, funziona. Ma dove sei che andiamo a vendere tutta sta bigiotteria? Ciò podarissimo mettersi qua durante la sacra come prodotto tipico locale. Ah beh, magari il giorno che ghise pisente, quello di tutta una capella. Perché c'hai la fanca sto anno? Certo, il 25 di luglio presso la festa del pomodoro. Beh, ora mi porto il banchetto. E mi porto a casa.